3-1 il risultato finale per un'Aspra che ha fatto valere tutta la qualità della propria rosa, chiudendo i conti con uno straordinario primo tempo. La cronaca si apre al 10° minuto con questo contatto sospetto in area del San Fratello tra Cannistraci e Giovanni D'Amico, su cui l'arbitro sorvola tra le proteste ospiti. Al 13°, punizione di Palazzolo da sinistra con la sfera che dopo una deviazione finisce sul palo. Dal corner seguente nasce il vantaggio dell'Aspra. Mischia in area, pallone che termina a Vitrano che appostato al secondo palo mette in rete per l'1-0. Il San Fratello prova subito a scuotersi e al 21° protesta per un'entrata a dir poco decisa di Procida su Galati in area di rigore. Anche in questo caso per l'arbitro non ci sono gli estremi del penalty. Al 23° il raddoppio ospite arriva sugli sviluppi di una palla inattiva che Marciante scaraventa avanti. Procida prolunga di testa pescando Vitrano che al limite del fuorigioco si ritrova tutto solo a tu per tu con Di Martino che nulla può per evitare il 2-0. Ancora vibranti le proteste del San Fratello con il replay che non toglie tutti i dubbi. La partita si inasprisce anche dal punto di vista nervoso e al 25° il San Fratello guadagna il calcio di rigore per fallo di Marciante su Praticò. Dal dischetto va Vergara, il cui tiro non è però sufficientemente angolato. Decisivo il guizzo di Cascione che blocca in 2 tempi. Al 28° ancora ospiti pericolosissimi sull'asse Palazzolo-Vitrano, con il numero 10 che in diagonale manda di un soffio al lato. Dall'altra parte, al 42° ci prova Ugrotte, ma la sua incursione non impensierisce più di tanto Cascione. Al 44° arriva il tris dell'Aspra e porta ancora la firma di Vitrano che questa volta incastona un'autentica perla, il tiro a giro dal limite dell'area imparabile per Di Martino. L'Aspra è in controllo totale del match e prima del riposo potrebbe fare addirittura poker con Gaglio che raccoglie una respinta del portiere, calcia a botta sicura centrando il palo. Al 49° per il San Fratello ci prova invece Galati innescato da Vergara, ma la sua conclusione è respinta. Nella ripresa l'Aspra prova a controllare l'inerzia e al 47° D'Amico per poco non approfitta di un rimpallo sotto porta. Bongiovanni ne cambia 4 in un solo colpo e il San Fratello prova con l'orgoglio a riaprire il match. Al 56° Giadama, imbeccato da Calabrese, crea scompiglio con un tiro cross su cui è provvidenziale la spazzata di Bonanno. Al 75° sventagliata da lontano per la testa di Fiore che non inquadra però la porta. All'82° ancora Giadama si libera bene al tiro, ma la sua conclusione dal limite sfiora la traversa. All'83° il San Fratello accorcia le distanze con una straordinaria rovesciata di Vergara a centro aria su assist di Calabrese che non lascia scampo a Cascione. Una vera e propria prodezza quella del numero 20 del San Fratello, che vale la pena di rivedere. La generosità nel finale non premia però i nebroidei, mentre dall'altra parte è ancora Vitrano a sfiorare dal limite il 4º gol personale. Dopo oltre 6 minuti di recupero, la gara si conclude quindi sul 3-1 per i palermitani al 5º successo in 8 gare, mentre il San Fratello incassa il 4 KO su 9 incontri.